Buonasera a tutti amici da Napoli all'87. Che è successo alla Juve? Oh, volevi vincere la 104 minuti di partita. Ah, grande Salernitana che ha pareggiato 2-2, meritava di vincere, altro che pareggiare. Che culo rutto, catena. Sta Juve. Addirittura aveva segnato. Gol annullato a Milik. Buono così. Perché non meritava assolutamente di vincerla la partita. Una Salernitana sono una Salernitana che ha fatto una grande partita. E che cazzo, la partita l'aveva rubata la Juve per il risultato. È calata nel finale normalmente, Guagliù ci sta perché la Juventus ha fatto, la Salernitana ha fatto un grande primo tempo, anche nel secondo tempo mi è piaciuta, però poi nel finale ci sta che cala così, anche perché tutti a 90 minuti non puoi tenere poi una Juventus che si è fiondata in attacco per cercare almeno il pareggio, addirittura la vinceva a culo su un calcio d'angolo, dai. Meno male che l'arbitro ha visto il fuorigioco e io godo, anche se Bonucci mi sa non partecipava a quell'azione là, ma che ce ne fu, ti sto godendo. A Torino 2-2 con la Salernitana, a Fammuc. Bene, si gode. Si gode. Sì, un grande cavalluccio Salernitana. Buonasera Teodora Partenza, ciao Forza Toro, ciao carissima, Forza Napoli e benvenuta sul canale. Ciao Napoli, ciao Antonio, ciao Nicola, buonasera. Ora si parlerà di tutte le partite. Alex Ansar, buonasera, come stai Fatima? Bene, buonasera ragazzi, vi invito a lasciare like, poi si parla delle partite, intanto sto un attimo caricando il video di Juve Salernitana, ho fatto una cosa veloce praticamente, poi magari parlerò della partita anche più in là, ma ora voglio caricare un attimo che si è già fatto, qua. Se riesco a trovare cosa rustano, qua. Un secondo, restate qui in live che si parla un po' di tutte le partite. Sto godendo, e sto godendo, godo assai. Taratatara. Fammuc. Allora io ci carico a qua però, Allora, intanto parliamo, Napoleone, guarda che l'Italia sta giocando la finale mondiale di pallavolo, è da seguire. Intanto parliamo delle partite di calcio. A me il pallavolo sì mi piace, però non è il calcio, voglio. Partiamo proprio da Juventus Salernitana che è appena finita. Complimenti alla Salernitana, complimenti veramente a Nicola che ha fatto una grande partita contro la Juventus. Ragazzi, una Salernitana che nel primo tempo vinceva per 2-0, gol di Candreva su un assist di Mazzocchi che ha fatto una grande partita. Piotek segna sul calcio di rigore che a mio avviso c'è perché Bremer la tocca di mano, sicché l'episodio da rigore per la Salernitana c'è tutto. Un grande primo tempo della Salernitana che mette sotto la Juventus, si ripete nel secondo tempo, però poi nel finale la Juventus reagisce, riesce a riprendere il risultato sul 2-2, addirittura fa anche il 3-2. Prima con un gran gol di Bremer di testa, perché fa un grande gol dopo una cazzata che concede il rigore alla Salernitana, fa un grande gol, e poi Bonucci sul rigore, ragazzi.
diciamo che c'è, perché comunque anche lì ingenua la Salernitana a toccarla di mano, rigore anche dall'altra parte, cioè a fare il fallo in area, no? A toccarlo di mano, scusate. E comunque c'è Bonucci dal dischetto che sbaglia, però poi si trova lì e fa il pareggio. Poi nel finale Milik che la stocca di testa, però c'era Bonucci che è lo stesso che ha fatto del 2-2, che era in fuorigioco, la fa Mouk, e finisce 2-2. Secondo me ingiusto pure per la Salernitana, perché per me la Salernitana meritava addirittura di vincerla sta partita. È stata sfortunata per l'episodio più che altro, perché poi ha fatto una grande prestazione. Allegri, io godo assai, perché la Juventus mi sembra ha pareggiato con la Salernitana, poi ha pareggiato a Firenze, cioè con la Roma, non riesce a vincere le partite, non riesce a vincere con la Sampdoria, fa tanti pareggi. È vero che non perde una partita, ma è la squadra che pareggia più partite, clamorosa. Mi ricorda un po' il Napoli di Donadoni. Buonasera Mariano, buonasera. Bene, si gode per questo pareggio della Juventus, perché comunque con un pareggio va a quota 10 e rimane a 4 punti dal Napoli. È vero che il campionato è lungo, siamo solo alla sesta, però si gode assai. C'è da aspettare un po' di Roma domani sera. Intanto Vlahovic aveva segnato, che poi è stato annullato il gol. Beh, vabbè, godo anche per quello, anche se diciamo la Salernitana non l'ha fatto giocare a poco, ha preso quei 3-4 palloni, però poi Sepa ha fatto delle parate importanti, c'è da dire, però ragazzi, comunque la prestazione di alto livello della Salernitana, scambi nello stretto, mi è piaciuta tanto. Bene, un 2-2, diciamo che la Juventus ha strappato alla Salernitana, perché per me avrebbe meritato la vittoria alla Salernitana. La Juventus no, perché se vinceva la Juventus per me era una rapina praticamente, per quello che ha fatto vedere la Salernitana era ingiusto che perdeva. Parliamo del nostro Napoli, anche se ci ho fatto il video e chi non l'ha visto lo invito a vedere il video. Secondo me Napoli non ha fatto una grande prestazione con lo Spezia, ma al di là della prestazione quel che conta di più è aver vinto la partita, perché comunque il Napoli ha vinto la partita per 1-0, non è stata una goleata come tanti si aspettavano, perché dicono con lo Spezia mi aspetto un Napoli che faccia tanti gol, visto la partita con il Liverpool che gliene ha dati 4, ma ogni partita a sé, ragazzi, proprio il fatto che qualche giorno prima ha giocato con il Liverpool in Champions League ti ha levato tanta energia, infatti è stato fatto anche un turnover non azzardato, cioè non come quello di Lecce, ma comunque un turnover. Tanti si lamentano del fatto che Sarri non fa giocare i titolari tutte le partite. Un po' è vera sta cosa, un po' pesa, no? Però deve far pur giocare altra gente, perché comunque ci sono tante partite e poi devono trovare condizioni anche quelle che non, i giocatori che non giocano mai, tipo Dombelé, Elmas, lo stesso Gaetano che è subentrato dopo nel secondo tempo, Lozano che poi si alterna con Politano. Comunque devono trovare condizioni e devono essere pronti per le partite, più avanti vai e più ce l'hai pronti, no? Se non li fai giocare mai non sono mai pronti, invece così mettono un minutaggio nelle gambe e poi sono pronti. È una cosa che comunque Spalletti deve fare, ragazzi. Potete lamentarvi, potete giudicare male, lo so, magari ora se ne parla in positivo perché abbiamo vinto, però io do ragione a Spalletti in questo giro, perché ragazzi doveva cambiare qualcosa, non tutto, perché comunque anche Sala l'ha tenuto in campo, a Ramani l'ha tenuto in campo, a Di Lorenzo l'ha tenuto in campo, a chi è? A Politano l'ha tenuto in campo, cioè Kvaratskhelia ha giocato anche lui, cioè almeno metà squadra c'era, sei titolari ci stavano in campo. Questo è l'importante. Se allora mi va a cambiare più dei titolari, allora lì mangazzo pure io. Però secondo me alla fine è un Napoli che non ha fatto una grande prestazione, ma ha preso 3 punti, che è quello che importava.
cioè abbiamo faticato a fare il gol perché comunque abbiamo trovato dall'altro canto una squadra che è venuta a Napoli per pareggiare, per prendersi un punto alla fine, oppure vincerla di ripartenza, come è successo nelle precedenti stagioni. L'importante era vincerla, l'abbiamo fatto, voglio. Con Raspadori, grande Raspadori che segna all'88esimo, a Famocco. L'Inter invece che vince col Torino, anche l'Inter all'89esimo con Brozovic, anche loro una botta di culo. Ragazzi, anche loro non è che abbiano fatto chissà cosa, eppure l'hanno vinta così, rosicata 1-0 con il Torino. Però non ci dimentichiamo che a differenza nostra, l'Inter viene da una prestazione negativa in Champions League, ha preso 2 palloni dal Bayern Monaco in casa. Abbiamo fatto i 3 punti e siamo al primo posto assieme a Milan e Atalanta. E lo so, è proprio questo è importante. Per questo 3 punti ci lanciano primi in classifica. È vero che il campionato è lungo, però noi godiamo del momento. Voglio. Il Milan che vince a Genova in una partita difficile, in una partita dove gioca anche in uno in meno a un certo punto della gara e riesce a portarla a casa, riesce addirittura a vincerla con un episodio del calcio di rigore dove Giroud poi lo firma e fa vincere i rossoneri. Il Milan che secondo me alla fine merita anche la vittoria, anche se nel secondo tempo la Sampdoria comunque ha fatto il suo gioco e ha trovato un gol con Juricic del pareggio, però alla fine vince la squadra più forte e si conferma prima in classifica e la prossima settimana andiamo a giocare proprio a Milano con il Milan sperando di vincere, voglio, perché a Milano non è facile, anche se noi l'anno scorso già ci abbiamo vinto con El Mas. E la cosa significativa, la cosa importante di questa partita è che a loro vengono a mancare giocatori come Rebic e Leao, e mica poco, voglio. È vero che a noi manca Osimhen, ma a loro mancano Leao e Rebic. Sarà una bellissima partita. Speriamo di trovare il miglior Kvaratskhelia, il miglior Politano e magari un Simeone che gioca da prima punta a sto giro, che gioca titolare, perché mi ricordo anche con il Milan giocò Petagna e comunque il Napoli vinse. Giocarono un po' di seconde linee e il Napoli andò a vincere a Milano. Chi lo sa, magari anche quest'anno sarà la stessa cosa. Mai dire mai, non c'è uno senza due, e poi ci sta magari pure tre. Intanto noi siamo primi, il Milan è primi, sarà uno spettacolo domenica prossima, ragazzi. Milan-Napoli sarà veramente una bellissima partita. Poi l'Atalanta che pareggia in casa con la Cremonese. Ecco qui non me l'aspettavo che l'Atalanta pareggiava, vi dico la verità, ma aspettavo che poteva prendere gol dalla Cremonese, perché la Cremonese è una squadra di quelle come lo Spezia che ha fatto una partita molto difensiva e di ripartenza, perché poi quando vai a affrontare queste squadre qui diventa difficile. La voglia di ma giochi con lo Spezia, ma giochi con la Cremonese, ma giochi con il Lecce. Alla fine sono squadre che fanno il gioco difensivo e di ripartenza ti fanno male. Oggi non c'è nessuna partita facile, oggi ogni partita è difficile. L'abbiamo visto, l'Atalanta ne ha dato qualche indizio, ne ha dato qualche conferma, pareggiando 1-1 in casa con la Cremonese. Una partita che l'Atalanta ha dominato eppure ha pareggiato. Meritava sicuramente di vincerla, però quando ti trovi anche un'occasione o due, la buttano dentro, così. Ragazzi, mi ricorda un po' il Napoli, anche noi stessi che abbiamo fatto 20 tiri in porta, abbiamo segnato un gol contro lo Spezia. Se Lozano non si drizza la testa, i piedi, che fa? Alla fine se non la butti dentro, se non sei concreto, perdi. E ora parliamo di Bologna-Fiorentina. La Fiorentina, ragazzi, una Fiorentina che tanti la davano per sorpresa in questo campionato. Addirittura dicevano che dopo il campionato scorso che è andato in Conference League, che si è qualificata per la Conference al 7° posto, quest'anno si migliorasse per andare in zona Europa League. Invece io già l'avevo messa fuori dalla Conference perché mi aspettavo che gli impegni conference davano un po' di
peso, no, alla Fiorentina, ma non tutto questo. Non m'aspettavo ciò, non m'aspettavo una Fiorentina disastrosa nelle prime 6 giornate a soli 6 punti, ragazzi. È una Fiorentina che sta deludendo, è una Fiorentina che non solo a livello di punti, ma anche, di gioco di squadra. Non ci siamo. Un italiano messo in dubbio in questo senso, perché i punti non arrivano, il gioco di squadra è quello che è, se poi la concretezza manca alla Fiorentina, riesce a segnare poco, di più, cioè di più di quello che fa sotto porta segna poco, non è concreta sotto porta. È un Bologna che comunque alla fine ha giocato meglio della Fiorentina e secondo me ha meritato di vincere. Lì, cioè, contro il Bologna, ragazzi, con tutto rispetto per il Bologna, tu con queste partite le devi vincere se vuoi riconfermarti per una zona Europa per l'anno dopo. Invece no, ha perso. Io come avevo detto al Bologna la differenza la fa Arnautovic. Arnautovic che secondo me se resta, come l'avevo detto anche nella prediction, se Arnautovic resta, secondo me il Bologna può salvarsi tranquillamente. Lecce-Monza 1-1, il Monza non vince nemmeno se la pagano, non riesce a vincere una partita. Il Lecce invece, ragazzi, un altro punto. Insomma, la partita non l'ho vista, però un pareggio che non va bene. Per me è un pareggio che non serve a nessuna delle due, visto che il Lecce in casa deve vincere. Il Monza non ne vince nemmeno una dalla quinta giornata, il primo punto lo fa Lecce, cioè disastro da entrambe le parti, anche se era un po' più obbligato il Monza a vincere, però il Lecce queste partite, se si vuole salvare in casa sua, le deve vincere. Per questo alla fine non serve a nessuno dei due il pareggio. Sassuolo Udinese, una grande Udinese, ecco, una grande Udinese che va a vincere anche al Mapei 3-1, confermandosi una ottima squadra, perché batte la Roma, batte il Sassuolo al Mapei, cioè questa è una bella squadra, è una squadra che fa vedere calcio, una squadra che comunque ha dei giocatori talentuosi lì avanti, ha Delofeu che è veramente un bel giocatore, poi c'è Beto che sta crescendo partita dopo partita, oggi fa doppietta, cioè una bella Udinese, centrocampo Udoge, Makengo, Pereira, insomma, ragazzi, l'Udinese stiamo a vedere che non prenderà il posto della Fiorentina. Scherziamoci poco, è proprio anche la Fiorentina ha battuto. Non dimentichiamoci, nello scontro con la Fiorentina ha vinto 1-0, ha vinto con la Fiorentina, ha vinto con la Roma, ha vinto al Mapei, ha preso 9 punti pesanti quest'Udinese. Poi è lungo il campionato, non sappiamo se a lungo andare potrebbe calare, però comunque sta facendo vedere ottime cose. Eh, Sottil e la sua Udinese. Complimenti all'Udinese. Lazio-Verona 2-0. La Lazio che stende il Verona con Immobile e poi Felipe Anderson, i soliti ragazzi, anzi no scusate, Luis Alberti, i soliti, quelli che hanno più qualità fanno la differenza, in questo caso Immobile e poi Luis Alberto, ma la Lazio gioca bene e giocano bene anche quelli che subentrano, i giovani, i cancellieri e altri giocatori. C'è merito, c'è lo zampino di Sarri che sta cominciando a ingranare su questa Lazio, un bel gioco di squadra. E oggi l'ha fatto vedere con il Verona vincendo 2-0. Con noi ha giocato bene i primi minuti e poi, ragazzi, è venuto fuori il Napoli e ha distrutto la Lazio. Ma perché c'è superiorità, il Napoli è più forte, lo dovevamo dire, lo devono ammettere anche i tifosi della Lazio, ma comunque la Lazio secondo me più tempo passa con Sarri in panchina e più comincerà ad essere una bella squadra da vedere giocare. Il gioco c'è, ragazzi, e l'abbiamo visto che la Lazio ogni partita la fa, anche col Feyenoord ha fatto una grande partita e ha vinto 4-2. Juventus Salernitana, ne abbiamo parlato, culo rutterà Juventus che acciuffa un 2-2 a culo, perché comunque la Salernitana meritava di vincerla per questa partita. Fortunata la Juventus, il calcio è questo, che ci deve fare? Bastano 2 episodi e ti cambiano la partita. Però io godo perché la Juventus, perché Allegri sta rosicando, ma pure Bonucci stanno rosicando per
per il 3-2 finale, anche Milik stesso, mamma mia, si gode. Ma però è un peccato, la Salernitana la poteva. Poi ma che ci stanno dicendo in live? Salernitana ha fatto una partita sontuosa dal primo all'ultimo minuto, è calata un po' nel finale, ha preso 2 gol che lì costavano la sconfitta immeritata. Non deve perdere questa partita, è proprio il 3 gol, doveva vincere la Salernitana. Ah, grande Cavalluccio, gol, faccio Cavalluccio la Salernitana, un Cavalluccio mai. Mamma, la è venuto a Salernitana, a Torino, ha fatto vedere un calcio, grande Cavalluccio a Torino, e sto godendo tanta saia, 104, quando minuti per anno, comincia la partita, invece la vince, a fa muc, grande Salernitana, a fa muc. A 2 a Famocco, hanno annullato gol Milik a Famocco, pure espulso, anche Allegri, è questo che me. Ci sta nessuno, eh. 2-2, siamo a metà dei minuti di recupero e la Juve probabilmente ci crede, non succede dal 94 che la Juve sia capace di valutare a Famocco 2-2, però peccato perché la Salernitana poteva portare a casa, hanno avuto un culo tutti questi qua. Ma il gol, dopo analisi del direttore di gara al monitor e al VAR, viene annullato per una posizione di fuorigioco considerata attiva di Bonucci al momento del colpo di testa di Milik. Ecco qui, l'arbitro torna verso il campo, alza il braccio e dice gol è annullato. E così la partita finisce 2-2 a posizione di fuorigioco, ma più una posizione geografica sulle soste Bonucci e l'interpretazione dell'arbitro su ruota di quell'azione. Lo stesso Bonucci Allegri fatta pure la grande Salernitana, non meritava da mangiare che tanto. No, 2-0 addirittura. Dove vuole partire dall'ultimo episodio? Se ne hanno spiegato qualcosa, capito? No, io voglio sapere niente. Non possiamo dire certamente di la partita della Juventus. Abbiamo fatto
no voi le partite che guardate non le vedete. Ora, se no mi fanno arrabbiare. Allora, poi ho fatto 20 minuti, poi abbiamo preso questo gol, diciamo, sull'errata lettura di quadrato. Poi dove abbiamo sbagliato, mancava un minuto al primo tempo, abbiamo bucato una palla che non era da bucare, come molto lì la partita ha portato su 1-0 nel primo tempo e poi dopo ribaltato. Invece abbiamo preso il rigore nei minuti di recupero. Però i primi 20 minuti la squadra ha fatto una buona partita, ha pensato una volta diverse volte, come rete, non è passato, abbiamo avuto alcune situazioni favorevoli. Poi dopo il primo gol siamo andati un pochino in difficoltà. Poi il secondo tempo è stata una buona partita, quindi un risultato che diciamo che ci vuole la sfida di mercoledì, perlomeno con un onore diverso da una sconfitta. Più bella reazione non da Tazzani, dicevamo caduta di Juve secondo te. E Juve ha detto bene il mister, tanto buonasera mister. Iniziato bene per 20 minuti, poi dopo quel gol, non lo so, siete rimasti quasi nelle stesse posizioni, perché prima anche col centrocampo speciale delle contromarenti, comunque avevate questo bel gioco, uscivate bene, poi vi siete un po' marcati. Il secondo tempo direi bene, secondo me la cosa molto molto bene che abbiamo visto in quei giocatori, quelli anche con più classe, che insomma hanno provato a fare cose e le hanno fatte, cioè, che importa giocate, azioni, e questo insomma secondo me dà coraggio a questa crescita che state avendo. Guarda, la mia curiosità della partita di oggi era quella che fino a questo momento non eravamo mai andati in svantaggio. Oggi siamo riusciti ad andare e volevo vedere la reazione. Questo è un altro passo di crescita che dobbiamo avere, perché ci sta per andare in svantaggio, ma non dobbiamo perdere ordine, perché dobbiamo l'Italia in poco poi la poi diventerà questo. Invece noi abbiamo perso un po' di ordine, come l'abbiamo perso anche quando siamo andati in vantaggio nelle partite precedenti, dove abbiamo smesso un pochino di giocare. È un passo in avanti che va fatto, questo però direi che noi sono contenti di quello che hanno fatto i ragazzi, ripeto, bisogna discriminare alcune situazioni, perché comunque le partite non si stanno prendendo. Ma perché smettete di giocare? Perché usa questa espressione? Cos'è? Una cosa di strategia mentale, psicologica, di personalità? No, è una questione di crescita. Comunque stanno giocando anche dei giovani calciatori. Anche degli esperti. Sì, anche per questo siamo esperti. Sì, però quando sono ingruppato dentro, poi non è questione c'è. per la tua godura io ho perso la bolletta. Come va? Beh, mica la fa mucca. Ora godo perché te l'hai detta io godo. La fa mucca. Domani te la vincita per... Ah, vabbè. Ma sono usciti tutti quanti. Già capito, già sto qua, ci parlate troppo. Sì, ciao Max, il difetto del primo tempo secondo me è che prendeva sempre palla di schiena alla porta. Io credo che tu ne avevi detto di buttarsi in profondità, lui invece cercava nella costruzione del gioco della Juve di venire incontro, ma era sempre di schiena alla bla 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 bla, parla assai, va. Juventus stai parlando assai. sa anche giocare di più schiena alla porta e dividersi il compito con Vlahovic. Sono due giocatori diversi, che hanno un attacco molto bene alla profondità, devono piace attaccare le spalle dell'esterno, per cercare di creare difficoltà a Fazio, ha fatto anche delle buone cose, ma è normale che ha caratteristiche diverse. Stefano, poi. Sì, buonasera Allegri. Vedendo la natura dei gol che avete subito e poi la reazione del secondo tempo, in questo momento, viste le risorse che ha a disposizione, i tre dietro e soprattutto le due punte vicine davanti sono la conformazione che la Juventus deve avere. Oggi siamo partiti in un modo per essere aggressivi con quelli davanti, che vedete sul Milano loro, che dentro lui abbiamo fatto bene, poi abbiamo preso questo gol, era inaspettato, perché la squadra si stava comportando bene in campo, poi abbiamo tirato molto in porta, direi che il poteva fare prima. Sta calmo, mi un po', cazzo. Non era migliorare, cercare di recuperare i giocatori che sono fuori, ricordo, questo obiettivo cercare di rimanere attaccati in campo.
ma non altri elementi per farci capire cosa sia accaduto nel finale. Cioè, vi starete parlando nello spogliatoio, stanno arrivando qualche chiarimento, cioè come è stato ricostruito anche nei suoi confronti con il gol annullato. Stacchiamo, vai. Buonanotte ragazzi, non c'è nessuno, buonanotte. Anche un suo giocatore, e lei che idea si è fatta? Buonanotte a tutti, forza Napoli.